continuano le dirette qui dallo Spazio Soave. Naturalmente gli ospiti arrivano ospiti molto importanti. Sono con il direttore di CREA, Riccardo Velasco. CREA ricerca e quindi in qualche modo fondamentale in un settore come quello vitivinicolo, che proprio della ricerca fa il suo spazio di progresso. Direttore, lei prima mi raccontava di due progetti molto importanti proprio in questa tendenza di digitalizzare e di creare anche più appeal per i giovani, no? Che lavorano in questo campo. Sicuramente è una questione di appeal, ma soprattutto una questione di sostenibilità. Si parla molto di sostenibilità, a volte anche un po' a sproposito. In questo caso la sostenibilità si intende un minore intervento antropico e quindi una minore quantità di pesticidi, minore quantità di fertilizzanti, un'appropriata quantità di acqua e quant'altro. Quindi la possibilità di avere una viticoltura digitale, ovvero gestita anche da software, arrivando perfino a strumenti come robotizzati, come anche trattori che possono essere guidati direttamente in remoto. Arriveremo con le app, con i nostri tablet a gestire. Ci sarà sempre l'uomo ovviamente sul territorio, però questo aiuta molto, no? Molto verrà fatto proprio sugli smartphone. Gli smartphone che con una fotografia alla foglia, alla pianta, traducono come sta la pianta, la quantità di fertirrigazione di cui può aver bisogno, lo stato di salute idrica e anche ovviamente poi l'incidenza fungina, perché quella è una copertura sulla superficie. È eccezionale, direttore, perché io che sono un po' fuori, diciamo, ma raccontare queste cose già sembra di essere in un mondo diverso. Ma è un mondo diverso, inevitabile, anche perché gli strumenti digitali oggi sono molto sviluppati e molto distribuiti. Diciamo che soprattutto i giovani, ma anche le persone di un'età come la mia, insomma 55 anni, usano lo smartphone con grande facilità. Avere la possibilità di gestire il campo, di gestire la pianta direttamente da software è un aiuto fondamentale proprio per essere puntuali negli interventi, sprecando meno, inquinando meno. Chiudiamo con il discorso del CREA. Il CREA veramente sta andando su questo, sta dando grande supporto, no, al settore vitivinicolo che lei dirige. Sì, noi abbiamo due grandi progetti, uno appunto sulla viticoltura digitale, uno sulle biotecnologie moderne, e con questi progetti triennali appena iniziati contiamo nel giro di 3 anni di dare risposte e supporti molto importanti alla viticoltura, in primis triveneta, ma ovviamente a tutta Italia. Bene, ringraziamo il direttore di CREA, andiamo avanti sempre nelle nostre dirette per raccontarvi Vinitaly 2019. Grazie direttore, arrivederci.